E si comincia l'ultimo ottavo finale di questa serata. Costalunga contro DJ Mandalo. Costalunga Gran Bar Italia quest'anno. Sinergia con il locale di Piazza Goldoni. Rimessa laterale per i bianchi con 3 cambi a disposizione più il portiere di riserva. Adesso occhio a questo sinistro. Ancora Zetto che mette le mani in maniera sicuramente rivedibile dal punto di vista dello stile e concede un calcio d'angolo. Sinistro improvviso. Vediamo Fantina se la prova da lì. Serie di virate. Ancora Fantina, sinistro. Parata qui di Gerbaz che ci mette il corpo. 11° minuto. E vedendo la lista giocatori, questo era un dato abbastanza lampante. Anche qui sta trovando conferme. Ancora ora la ottima finta, il destro destinato in rete qui di Farosic. Boccuccia provvidenziale col piede, ancora Pelengic di tacco. Si piace troppo con una giocata inutile in un momento in cui serviva solo concretezza. Allora Steiner per far pagare agli avversari. Zetto però fermato subito dall'ottimo Pichel. Ancora rimessa Steiner. Il solito anticipo del Condor d'area di rigore, quasi senza saltare, ma quando uno ha la scelta di tempo non c'è niente da fare. Da una parte si sbaglia troppo, dall'altra Andrea Steiner. Una sentenza, 1-0 Costalunga al 16°. Farosic capisce tutto Fantina che intercetta. Chiedono un fallo di mano soprattutto i tifosi del DJ Mandalo. Serie di finte di Fantina, doppi passi in sequenza. Grande giocata, quasi alla Mantino Mansini in un celebre Lione Roma. Poi il sinistro parte alto. E ora occhio ad Alzotto, vediamo se calcia adesso. Ci prova, palo clamoroso. L'impressione è che se esce fuori un gol dei bianconeri, caro Stefano De Gioia, tieni ben salda la telecamera. 1-0 Costalunga, Gran Bar Italia. Qualcuno qui vicino a noi dice immeritato e tutto sommato ci sentiamo di sottoscrivere. Angotti chiama disperatamente palla, Girardini non controlla e su questa azione che non si conclude termina il primo tempo. DJ Mandalo giocano il Costalunga con un paio di tiri in porta, trova fin qui il gol partita firmato ovviamente dalla sentenza chiamata Andrea Steiner. (1-0) per la squadra in possesso palla, i campioni in carica del Costalunga Gran Bar Italia, che però hanno faticato tantissimo contro il DJ Mandalo nel primo tempo, più e più volte gli avversari vicini al gol. Nuovamente Costa fa un po' di torello, costretto a fare un po' di torello Petagna. Fantina si sovrappone Boccuccia, porta via l'uomo, Fantina spazio per il sinistro, Steiner si abbassa e quasi con la testa involontariamente trova la doppietta. Numero 9 piuttosto prolifico, non è una novità, impegnato anche con grido libero. Bertocchi a sinistra, Fantina ha molto spazio, riceve. Guarda sempre molto arretrato il numero 8. Tocco dentro per Steiner, grande giocata! E sull'asse Fantina Steiner. Arriva il gol del 2-0. Alla lunga il Costalunga fa valere il tasso tecnico, l'esperienza. 2-0 sui DJ Mandalo, partita però ben lungi dall'essere finita. Siamo appena al 9° minuto della ripresa. Ora anticipo di Costa, episodio pesantino per il morale dei ragazzini di maglia bianconera. C'è spazio per pescare Menichini, Fantina però si tiene il pallone. Ancora la finta di Fantina, sinistro, e 3-0 di Cristian Fantina, che inizia a mettere un'ipoteca piuttosto seria sulla qualificazione del Costa al quarto, che sarebbe veramente entusiasmante contro Brada Impex. 14° minuto. Alla distanza inizia a crollare la resistenza del DJ Mandalo, autori di un grande primo tempo. Ancora Pelengic. Recupera bene Pizzul, Petagna! Il gol del 3-1. Gol del 3-1 che potrebbe riaprire i giochi. 15° minuto. Attenzione perché c'è ancora partita.
Da una parte 2 volte Steiner e Cristian Fantina, dall'altra Petagna, bucata la porta di Zetto, 1-3. E ora Paliaga sbaglia tutto. L'età ormai veneranda non spaventa il numero 4 che adesso occhio alla palla per Menichini, dentro la rete del 5-1, la firma di Cristian Menichini a sigillare e a suggellare definitivamente la qualificazione ai quarti del Costalunga Gran Bar Italia. Tenetevi forte perché il quarto di finale giovedì sera alle 20 sarà Costalunga Brada Impex, da non perdere assolutamente. C'è Zetto che è costretto adesso al rilancio lungo, dritto per dritto, preciso anche per Steiner che si arrangia con una grandissima giocata. Steiner! Mamma mia, Andrea Steiner, come ha messo giù questa palla e come l'ha girata. Non impeccabile qui la copertura di Marco Stranieri in porta, ma insomma solo il controllo valeva il prezzo del biglietto, ma il pubblico del Crese non paga e qui può beneficiare davvero di una giocata da grandissimo campione qual è Andrea Steiner. E come ha controllato anche il mestiere nel prendere un minimo per la maglia l'avversario per tenere l'equilibrio, veramente giocata strepitosa. Fantina per Paliaga, prova ad accelerare il numero 11, scambio con Marassi, il pallone però non passa. E allora D'Orso per cercare almeno un altro gol con Zetto, tiro lievemente deviato da Costa e rete del 5-2, più che meritata per i DJ Mandalo, che riducono quantomeno lo scarto. 2 spiccioli al termine, 5-2 il punteggio per il Costa. C'è voglia di andare avanti a arbitrare fino a dopodomani. Un'occhiata al cronometro adesso e arriva la fine di questo ultimo ottavo di finale della serata con il Costalunga Gran Bar Italia che ha la distanza alla meglio su DJ Mandalo, autori protagonisti di un ottimo, davvero ottimo primo tempo, chiuso sotto 1-0 ma non del tutto meritatamente, anzi, e poi nella ripresa però il Costalunga ha messo sul piatto i suoi valori. Quarti di finale fin qui Gomme Marcello, bar Bibidi Bobby di Bu e Costalunga Gran Bar Italia Brada Impex. Mamma mia che partita giovedì sera.